Quando parliamo di pesce azzurro in realtà non facciamo riferimento ad una serie di specie ittiche definite a livello scientifico, ma più che altro è un nome commerciale creato per andare a definire una serie di specie che hanno in comune delle caratteristiche morfologiche e allo stesso tempo nutrizionali. In realtà facciamo riferimento agli sgombri, alle alici, alle sardine, alle lacce, tutti pesci comunque di piccola taglia e dalla colorazione della superficie a livello dorsale blu-verdastra, a livello ventrale argentea. In realtà in questo gruppo vengono anche assimilati altri pesci che hanno caratteristiche morfologiche totalmente diverse, come ad esempio il tonno, la palamita, che ne condividono comunque le caratteristiche nutrizionali. In realtà anche merluzzo e salmone spesso vengono definiti pesci azzurri, ma non lo sono dal punto di vista scientifico, in realtà però sono assimilati nello stesso gruppo in virtù della loro ricchezza in omega 3. Gli omega 3 sono proprio una delle caratteristiche fondamentali del pesce azzurro, sono degli acidi grassi essenziali per la nostra salute e hanno molteplici benefici su tutto l'organismo. Molto importante è la loro attività cardioprotettiva, infatti gli omega 3 vanno a ridurre i livelli di trigliceridi e di colesterolo cattivo, il cosiddetto LDL, e vanno a favorire invece l'aumento dell'HDL, che è il colesterolo cosiddetto buono, che fa da spazzino a quello cattivo. Oggi dalla OP di Trapani ai Solegati ci è arrivato qualche bellissimo tonnetto, palamita anzi esattamente, tonnetto è la macrofamiglia, si può dire, noi li chiamiamo così in generale, la lunga, il tombarello, la palamita, sono tutti più o meno della stessa famiglia e vanno tutti bene per questa ricetta. Oggi la facciamo con la palamita. Sì, allora oggi proponiamo un semplicissimo stufato, però metteremo appunto il pesce in questo stufato e in questo caso abbiamo la nostra palamita, che come vedete è stato anche sfilettato, perché così ci verrà più semplice poi tagliarlo a pezzetti e metterlo nel nostro stufato. Assieme all'ingrediente principale abbiamo poi la salsa di pomodoro, la passata. Qui abbiamo delle erbe aromatiche ed in particolare del prezzemolo e della buonissima menta. Poi abbiamo la cipolla per preparare il nostro soffritto e qui come vedete abbiamo lo stesso pesce già tagliato a tocchetti, pronto quindi per il nostro stufato. Quindi procediamo. Prendiamo la nostra cipolla che andremo a tagliare per il nostro soffritto in piccoli pezzettini. Ricordiamo che tutto il pesce che noi andiamo ad utilizzare nelle nostre ricette è tutto pesce pescato seguendo le normative e con i giusti attrezzi di pesca, giusto? Nel rispetto assoluto del mare e della riserva. Facciamo il nostro trito di cipolla. Si può fare con il cutter, più velocemente. Sì, se avete voglia a casa di utilizzare un attrezzo, un mix, un cutter, insomma, potete anche farlo prima. Cutter, dai. Ma dipende, sai, a me piace toccare la materia prima, sentirla, la sento, cioè proprio farla nascere fin dai primi passaggi nelle mie mani. Andiamo a metterla nella pentola. Ok, mentre la nostra cipolla continua a rosolare, prendiamo il nostro prezzemolo che andremo ad aggiungere al soffritto. Lo tagliamo anche questo finemente e lo andiamo ad aggiungere alla cipolla che nel frattempo sta rosolando nella nostra pentola. Una volta che la cipolla è rosolata per bene, quindi è bella appassita e ha preso il colore giusto, andiamo ad aggiungere il nostro tonnetto, la nostra palamita tagliata a pezzettoni. E lo facciamo rosolare per bene, in modo che prenda colore.
Una volta finito di rosolare il pesce, andiamo a aggiungere la nostra passata di pomodoro. Ok. Sale e pepe a insaporire il tutto. Noi abbiamo aggiunto 2 foglioline di menta per insaporire ulteriormente il nostro stufato e a questo punto lo lasciamo cuocere. Stufare, esatto, fino a quando non sarà stufo di cuocere, per circa 40-45 minuti a fuoco molto basso. E attendiamo che si finisca di preparare il sugo. Nel frattempo di là stiamo preparando la nostra pasta. Oggi proponiamo la busiata, che è la tipica pasta fresca del nostro territorio e che qui vediamo in una forma, o meglio in un colore particolare. È un po' più scura rispetto a quella che trovate di solito in commercio perché è stata fatta con il nostro grano antico, il grano di Tumminia. Ecco, la busiata è pronta. Perfetto, e allora la andiamo a unire al nostro sugo che ormai ha raggiunto la sua cottura. Mettiamo qua il coperchio, mettiamo la pasta e andiamo a amalgamare il tutto. Una volta che è ben amalgamata andiamo ad impiattarla. Che profumo di menta che arriva. Ok, andiamo a prendere il sugo che mettiamo sopra. Possiamo mettere della menta a decorare e a profumare ancora di più il nostro piatto. Questo è il piatto pronto, ma volendo, se vogliamo aggiungere un tocco in più alla nostra preparazione, possiamo aggiungere quella che noi qui chiamiamo la mollica atturrata, che è semplicemente della mollica di pane raffermo che viene fatta saltare in padella con un po' d'olio, e se volete potete ancora di più arricchirla con l'aglio rosso di Nubia magari, che gli darà ancora di più un maggior profumo, un maggior aroma, e l'andremo così a mettere sulla nostra pasta, dando al piatto qualcosa in più. E il piatto è pronto. Ma questa meraviglia quanto ci costa? Guarda, questa meraviglia costa davvero poco perché siamo intorno a 1,20 € a porzione. Tra l'altro questo è un piatto unico. Sì, questo è un piatto unico che ci permette così di avere sia un primo che un secondo, perché abbiamo i nostri tocchetti di pesce che vanno ad arricchire il piatto. Quindi buon pescato siciliano. Buon appetito! Il palamito o palamita è un'altra delle specie che troviamo spesso sui nostri banchi. È un pesce pelagico, come tutti i tunnidi, può raggiungere gli 80-90 cm di dimensioni. Ed è un pesce gregario, che si avvicina, quindi nuota in gruppi, tanto che viene catturato con le reti a circuizione, ma viene anche catturato con i palangari, quindi con le lunghe lenze con gli ami, o in alcune zone viene anche catturato con delle reti ad imbrocco.
Il consumo di questo pesce è assolutamente da consigliare, oltretutto è un pesce che viene catturato, diciamo, grosso modo stagionalmente, appunto, nel periodo primavera-estate, quindi quando viene catturato compriamo il palamito, consumiamolo, e se di buona dimensione si possono fare delle bellissime fette da arrostire, quindi facile anche senza spine per i nostri ragazzi che magari rifiutano il pesce perché ci sono troppe spine. Dalla OP Trapani Isole Egadi ci è arrivato della palamita. È un pesce un po' selvatico, cioè di gusto forte. Proponiamolo in un modo diverso perché con Paolo proponiamo dei piatti gourmet con pesce povero. Paolo. Grazie Giuseppe. Quindi ho giocato, come si vuol dire, con un pizzico di cucina gourmet, ma attraverso dei prodotti che possono risultare ovviamente della cucina fusion, quindi dal topinambur allo zenzero, poi giocando anche con le spezie arabe, quindi la curcuma, e poi ho utilizzato anche delle nocciole piemontesi, ovvio che se abbiamo quelle dell'Etna ben venga. Cosa farò oggi? Mi sono portato avanti andando a sfilettare la palamita e quindi creando due piccoli lingotti, quindi proprio dal filetto ho fatto i lingottini. Quindi il primo passaggio che andrò a fare, ho sbollentato e poi in salamoia e quindi i cuori di carciofo, che andremo a creare questa salsa di carciofi, no? Quindi andrò a inserire nel beker questi proprio quarti di carciofo, andrò a mettere un goccetto di olio extravergine d'oliva, andrò a mettere della crema di latte al 38%, un po' di sale, sì, bravo, sempre al solito, poco. Vai al mixaggio, quindi crei questa salsa e io nel frattempo andrò. Meraviglioso. Perfetto. Benissimo. Perfetto. Sì, poi tanto la vado a smollare io con un altro po' di crema di latte. Perfetto. Quindi la nostra salsa di carciofi è pronta. Andrò a tostare, perché ricordatevi, tutto ciò che è frutta secca si deve prima tostare per avere ovviamente i loro oli essenziali che possono essere e andare a conferire un sapore maggiore. Quindi granelle e nocciole, che ci servirà insieme al sesamo a creare il classico mantello. Quindi la nostra frutta secca è pronta. Andrò a mettere, perfetto, ok. Poi Giuseppe si è portato avanti accendendo il nostro olio di girasole altoleico, che andremo a creare delle patatine, proprio delle pie, attraverso il topinambur, quindi questa patata particolare. Nel frattempo io andrò a utilizzare nella stessa padella dell'olio extravergine oliva, dove andrò a, in questo senso, appiastrare leggermente i nostri lingotti. Avete sentito il rumore? E ho fatto un filetto senza pelle e uno con la pelle. Quindi perfetto. Se vuoi puoi mettere a 1000. Queste patatine ci daranno e conferiranno croccantezza, poi perché vado a sovrastare i nostri lingotti con queste patatine che danno sapore e croccantezza. Ancora no. Spegni.
Perfetto. Non metterò sale, ma lo metterò soltanto alla fine, in quanto il sale è idroscopico e quindi evito di far ammorbidire ulteriormente la nostra chips. Quindi man mano giro il nostro pesce, darò una cottura omogenea. Per dare la cottura, essendo che il lingotto ha un suo spessore, favorisco la cottura girando e giocandoci con il coperchio, quindi che andrà addirittura a penetrare all'interno, al cuore. L'importante è che raggiunga i suoi 72 gradi e così rimane succulento e cotto nello stesso tempo. Nel frattempo mi sono portato avanti, ho fatto con del prezzemolo fresco una clorofilla, quindi che Giuseppe ha addensato, e quindi con la clorofilla del prezzemolo ha creato questa bellissima salsetta che darà freschezza, quindi non c'è colorante ma è proprio la clorofilla del prezzemolo sbollentata un 30 secondi, poi messa in acqua e ghiaccio, passata e addensata leggermente con un po' di crystal maize, quindi questo amido cerato che ci permette di lavorare sia a freddo che a caldo. Il nostro pesce è pronto. Perfetto. Vado all'impiattamento. Ho spento la nostra piastra, metterò un filo di olio Evo. Dopo averlo oliato bene, metterò nella nostra frutta secca a panare senza l'utilizzo di albume ma tranquillamente naturale per come potrebbe essere. Perfetto. Quindi andrò a mettere il nostro bellissimo salsetta di carciofi naturali al centro. Poi con la nostra pinzetta appoggerò il nostro lingotto di palamita, una stellina di anice stellato per la profumazione, qualche patatina di topinambur, così che andrà a dare la parte croccante alla nostra palamita. Ok. Benissimo. E per completare un giro di clorofilla di prezzemolo io penso che cosa potrebbe mancare? Un po' di verde ancora? Ci giocherei così di finocchietto selvatico, così a dare proprio l'impressione di qualcosa di bello, di carino, di naturale, che va. E quanto abbiamo speso per questo piatto? Allora, nella fattispecie, in questo bellissimo piatto, oltre che buono, abbiamo all'incirca 2,85 € di food cost, quindi di costo passo. E a questo punto, buon pescato siciliano, buon appetito. Giuseppe, Abbiamo finito. abbiamo finito.